Buondì, bellissima giornata oggi, proprio un bel sole, ho la guancia gonfia per con la caramella. Oggi ti porto a vedere il mulino o il mulinetto della Croda, provincia di Treviso. Io e cane pericoloso che ha visto un altro bau o un gatto, c'è un gatto da qualche parte. Cosa molto carina, appena sperimentata, sono passato sotto un sottopassaggio, c'era il classico cartello 3 metri. Cosa faccio, cosa non faccio, proviamo, non proviamo, mi sembrava proprio basso e alla fine ho detto aspetta un attimo, 2,80 m, ci passo di lusso. Siamo arrivati, quindi dove abito oggi? Un bel giardino mi sono fatto, Sì, come vedi il parcheggio è enorme, ci stai anche col trenino, se puoi venire qua col tuo treno, vedi, guarda spazio che c'hai. Ho preso paura perché qua la strada ha iniziato a essere un po' ghiacciatina, no? Ma proprio in questo punto preciso, e lì c'era una bella salita ripida, fortuna che il mulino è proprio prima della salita. Ecco, l'acqua per la pasta è chiusa. Abbiamo visto il gatto. Allora, adesso è chiuso, l'entrata è 2 euro, ma noi facciamo il giro dall'altra parte, dopo ti segno il punto d'ingresso. Ci spariamo la nostra bella salitina, segniamo il territorio, eccola, è nostro, quindi. Sentivo io che era ripido, siamo da qua, hai visto cane? Ci fanno arrampicare, Bello, è proprio una di quelle giornate, non c'è nessuno, silenzio, ci sono solo le oche e l'acqua delle cascate. C'era una bella ragazza lì, ma non ho voglia di perdere tempo. Ho detto andiamo in giro io e il cane a guardarci le cascatelle, a goderci le cose. Quindi vai a non andarmi in acqua, che lì c'è anche la cascata. Ti piace cane? È bello, vedi? Adesso dopo noi andiamo di là. Guarda pesci che ci sono. Qui si poteva riempire l'acqua della pasta, ho lasciato la bottiglia nel camper. Questo cane cozza, sempre appiccicato. Dimmi cane cozza, cosa c'è? Cosa c'hai? Paura che ti lascio qua, Guarda che bello cane! Non sbrisciamo come il nostro solito, ma aspetta, là ci si arriva, andiamo. Sì, ci si arriva, ha detto il cane, che tu la fai facile perché hai 4 zampe, io ne ho 2, devo tenere più l'equilibrio e tutte quelle cose là, hai capito? Fai lì nel ponte della morte, non hai paura te dei ponti, e adesso ci saliamo così, c'è gli sbruni, ma sì, un pezzettino di ponte, dai.
qua c'è da dire che il cane pericoloso ha mangiato e io ancora no, lo stomaco che inizia a fare i versi agli ossi. Vero cane? Che tu hai mangiato io, no? Fai la faccia di chi è in colpa. Anche a mangiare, è che però è tutto mio adesso, ora, no? E hanno messo anche la musica degli uccellini, della cascata e starei qua ora, troppo bello, ma che roba, non vedi? Vedi? Non vedi? So, io ho visto di là ci sono ancora posti belli, però vedo pasta asciutta ovunque, cioè vedi tutte le foglie degli alberi sono pennette e col sugo, con i funghi, al pesto, guarda che roba, e devo andare a mangiare insomma alla fine. Scaldacollo qua l'ho preso come parorecchie. Sperimentiamo, allora facciamo i champignon con spaghetti, questo sugo ai porcini, un po' di pesto e questa salsa boscaiola. Magari fa schifo, se non provi d'altronde così sono altre le patate fritte. Sembra bene. È una simpatica vista. Bella giornata però mica voglia di camminare ancora, è stato bello, dai, una bella passeggiata abbiamo fatto. E è stato rilassante, però adesso tornerei verso casa e dopo ovviamente se c'è qualcosa di carino per strada mi fermo. E la strada non è stata tanto impegnativa, non ci sono state particolari salite ripide, diciamo le fai in terza certe col camper, e per il resto insomma prudenza sempre, casco ben allacciato anche in camper, quindi per cui per oggi abbiamo dato anche il cane pericoloso e chiudo qui questa puntina, il molino di Refrontolo e dintorni, e vediamo se andando a casa c'è qualcos'altro di carino da fermarsi. Ciao ciao! Dimmi, tu hai visto il gatto? Lo so, è il gatto, lo so. Sì, c'è un tornante per arrivarci, il mio primo tornante, cioè bello, giornata epica da segnare, perché ancora il terrore è la montagna, no? Diciamo che la salita, quella ripida, in seconda ha tirato su, e il tornante l'ha fatto egregiamente, anche se non ho il servosterzo, ma l'ha fatto egregiamente.